Signori, onore al Napoli. L'Inter questa sera, se devo dire che è stata superiore, non lo dico. Non lo dico che l'Inter questa sera è stata superiore, perché con 11 contro 11 se la siamo giocata alla stragrande contro di loro, e chi dice il contrario secondo me ne capisce poco di calcio. In 10 contro 11 perché il signor arbitro si è voluto prendere la scena, visto che nel primo tempo Cialanoglu doveva essere già buttato fuori al primo tempo, non l'ha voluto buttare fuori, non si sa per quale Cristi Dio in terra non l'ha voluto buttare fuori, non si sanno i motivi, perché fa 3 interventi da giallo, non viene graziato. È finita qui, 1-0 l'Inter, gli arabi sono felici questa farlocca di Supercoppa italiana, e io spero che abbiano sentito. De Siervo, hai sentito il minuto di silenzio come è stato trattato in Arabia Saudita? Rifletti quando dici porteremo tanti soldi a casa, rifletti. L'uomo delle finali, Lautaro Martinez, vince, aiù. Io questo Napoli non posso recriminare niente a questo Napoli, non posso recriminare nulla a questo Napoli. Ve l'ho detto, 11 contro 11 se la siamo giocata alla pari. Anzi, a tratti abbiamo giocato anche meglio di loro, a tratti. Gollini mostruoso questa sera, voglio. Che dire? Ma da caro Inzaghi lo scudetto lo perderà. Io sono convinto che l'Inter lo perderà, ma voi lo sapete, io lo sto dicendo da tanto tempo che se la porterà a casa lo scudetto la Juventus. Non me ne vogliono gli interisti, naturalmente, non me ne vogliono loro. Però è stato un arbitraggio un pochino di parte. Inzaghi diventa il signor Supercoppe, 5 di Inzaghi, Capello e Lippi seguono a 4. Io ve lo ripeto, se si giocava 11 contro 11 il Napoli non avrebbe mai perso. Mario Rui fa una cappellata mostruosa perché si vedeva benissimo che andava sull'esterno. Pavard, non so, forse Pavard, non mi ricordo nemmeno chi ha messo il cross nel mezzo, sono sincero. L'unica cosa che non ho capito, l'uscita di Kvara, che è l'unico che ti saltava l'uomo, non l'ho capita. Simeone lo dovevi cambiare subito al primo cartellino giallo, ennesima dimostrazione che Mazzarri non legge le partite, perché è successo la stessa cosa a Roma con la Roma, e stasera è risuccesso. Se la giudica l'Inter la Supercoppa, giusto o non giusto, decidete voi, ma a me, sono sincero, il Napoli da questa sera non esce con le ossa rotte, anzi ne esce motivato, una squadra che si è ritrovata, e nei momenti difficili si vede la grande squadra. Questa sera il Napoli dimostra di essere una grande squadra in netta ripresa. Io continuo a ribadire, in 11 contro 11 era un'altra partita, e lo devono ammettere anche gli interisti, perché naturalmente in 10 contro 11 con la mole di gioco che ha l'Inter non potevi mai portarla a casa. Ci abbiamo sperato al 90esimo, i Fossa a Fuse Gamer e i fratelli, mi starei a casa, perché tutte le volte che vi da brega a cosa voi buttate 16. Quindi rimanete a Napoli, ve ne prego, Cristi Dio, rimanete a Napoli perché buttate 16. Rimanete a Napoli, non vi muovete da casa vostra a Milano, a Roma, state chiusi in casa, fatemi questo piacere. E appena ci visto inquadrato, vai, è finita. Abbiamo perso pure stasera. È giusto che l'Inter festeggi, è giustissimo che l'Inter festeggi, ragazzi, nessuno sta dicendo questo. Però mi girano i coglioni, sono sincero, perché se nel primo tempo hai arbitrato in una maniera, entri nel secondo tempo e decidi di essere il protagonista tu di questa partita, non mi sta bene. Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao.